Dobar večer vsem, buonasera a tutti, spero mi sentiate e vediate tutti bene. Vi prego gentilmente di spegnere i vostri microfoni. Bene, a nome degli organizzatori vi porgo un caloroso benvenuto a questo odierno evento che vuole essere un'occasione di dibattito, di confronto, ma anche di, direi, approfondimento scientifico rispetto ad alcuni temi senz'altro attuali e importanti pur nella loro complessità. Quelli appunto dell'educazione bilingue, dell'apprendimento dello sloveno come lingua seconda, ossia come una delle lingue che compongono questo nostro variegato territorio di confine, ma anche in termini più generali il tema della convivenza tra lingue e comunità diverse, basata sulla reciproca volontà di conoscersi e di comprendersi più a fondo. Chi vi parla è Devan Jagodic, io sono il direttore dello SLORI, Slovenski raziskovalni institut, istituto sloveno di ricerche di Trieste, il principale promotore di questo evento. Per chi non ci conosce, lo SLORI è un ente di ricerca, espressione della comunità autoctona slovena del Friuli Venezia Giulia, insediata nelle tre province di Trieste, Gorizia e Udine. Un ente che accanto alla propria principale attività istituzionale improntata appunto sulla ricerca scientifica e divulgativa è da sempre anche promotore di progetti e iniziative a sostegno del dialogo interculturale, ma anche in particolare della promozione della lingua e della cultura slovena nell'ambito della comunità regionale più ampia. Una delle espressioni più esplicite di questo contatto tra lingue e culture che da anni ormai emerge anche nelle nostre ricerche è senz'altro riscontrabile nell'iscrizione crescente di bambini provenienti da contesti familiari di lingua italiana nelle scuole con lingua di insegnamento slovena. Un processo non del tutto nuovo, come detto, poiché ha visto le sue prime manifestazioni già negli anni 90 del secolo scorso, ma che nel tempo è venuto man mano a consolidarsi, tanto da raggiungere poi nella situazione odierna una dimensione direi considerevole, soprattutto se rapportata alla totalità degli iscritti alle scuole della minoranza. Ai genitori di questi bambini che decidono di intraprendere per i propri figli un percorso di scolarizzazione in una lingua diversa da quella parlata a casa e che pertanto li espongono a un'esperienza di vita nuova e non necessariamente facile, abbiamo deciso di rivolgere questo odierno incontro. Un incontro che oltre a illustrare ai genitori i molti vantaggi e naturalmente anche le molte insidie legate all'istruzione del bambino in lingua slovena, vuole anche prepararli attraverso i consigli delle nostre due esperte, le dottoresse Susanna Pertot e Matejka Grgic, ad accompagnare e a supportare i propri figli durante questa nuova esperienza conoscitiva, di apprendimento e di integrazione. In verità non si tratta del primo incontro di questo genere, in quanto lo SLORI negli ultimi anni ha già più volte organizzato eventi simili, spesso in collaborazione con le istituzioni del mondo scolastico e della società civile. Del tutto inedita è tuttavia la modalità dell'odierno dibattito che siamo stati costretti, cause forza maggiore, a trasferire sul web, quindi sulla piattaforma Zoom. Una modalità che forse toglie qualcosa dal punto di vista dell'intimità che spesso avviene a generarsi nell'interazione con le due esperte, ma che per contro permette a un numero molto più vasto di genitori di collegarsi con un semplice click, consentendo in tal modo la diffusione dei contenuti a un numero molto più elevato di famiglie.
Si tratta pertanto di un test, di una formula che non escludiamo possa essere riutilizzata in futuro, soprattutto se dovesse rivelarsi efficace. Dal punto di vista della partecipazione, in questo momento conto circa una sessantina di partecipanti, mi sembra che le prime indicazioni siano comunque ottimistiche. Prima di cedere la parola ai veri protagonisti dell'odierna serata, permettetemi di concludere con alcuni ringraziamenti. Il primo va senz'altro ai due partner con i quali abbiamo coorganizzato l'odierno evento, ossia la Narodna Študijska knjižnica, la Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi, e in particolare la direttrice Luisa Gerbolez, che mi scuso, silenzio tutti i partecipanti, scusate, che mi ha oggi delegato a portare un saluto anche a suo nome, e l'associazione Genitori Vermeliano, Združenje staršev Romjan, con la quale abbiamo in passato già organizzato un evento simile, anche in virtù delle caratteristiche del contesto scolastico locale frequentato da molti bambini di provenienza linguistica italiana. Ci terrei poi a ringraziare la rete delle scuole con lingua di insegnamento slovena e le due case dello studente sloveno di Trieste e Gorizia, per averci aiutato a promuovere l'incontro attraverso i propri canali, cosa che non avremmo potuto fare con le nostre sole forze. Il mio principale ringraziamento va tuttavia ai tre relatori che daranno vita e contenuto all'evento, le già citate colleghe Matejka Grgić e Susanna Pertot, da anni collaboratrici del nostro istituto, ma anche il moderatore del dibattito, il signor Daniele Furlan, che è stato da noi invitato a svolgere questo ruolo per lui inedito, in quanto, diciamo, papà di due figli frequentanti le scuole slovene, benché egli stesso provenga da un contesto familiare di lingua italiana. Non mi dilungo, sarà senz'altro lui a raccontare la propria storia, naturalmente se lo vorrà. Io mi limito a ringraziarlo per aver accolto il nostro invito. Prima di cedergli definitivamente la scena, vorrei tuttavia lanciare, qui chiedo l'aiuto della collega, un breve video con tanto di saluto da parte della presidente dell'Associazione Genitori di Vermeliano Romjan, la signora Elisa Paoluzzi. Io da parte mia vi ringrazio e spero proprio che troverete questo incontro utile e costruttivo. Per chi non avesse avuto la possibilità di partecipare o per chi volesse riascoltare l'odierno dibattito, comunico che l'incontro sarà interamente videoregistrato e che il video sarà disponibile nei prossimi giorni nella pagina web del nostro istituto www.slori.org. Grazie, hvala in prijetno nadaljevanje. Prego la collega di lanciare il video. Ciao a tutti, sono Elisa Paoluzzi, faccio parte del direttivo dell'Associazione dei Genitori della Scuola di Lingua Slovena di Vermeliano. Vi chiedo scusa per la modalità con la quale intervengo a questa riunione, purtroppo ho un impegno che non sono riuscita a spostare proprio alle 6. E ho chiesto di rubare un minuto alla conferenza solo e unicamente per poter diciamo, raccontare a chi non ci conosce diciamo qualche cosa in merito alla nostra associazione. Siamo presenti sul territorio ormai da più di 30 anni, le persone che partecipano alla nostra associazione sono tutti genitori volontari e organizziamo attività principalmente per i nostri bambini, intese diciamo per poter continuare a parlare la lingua slovena al di fuori dell'ambiente scolastico. Pertanto facciamo centri estivi, centri invernali, attività pomeridiane extrascolastiche, anche eventualmente musicali o comunque diciamo approfondimenti linguistici. Abbiamo un occhio anche per i genitori, facciamo corsi di lingua slovena anche per i genitori per dar modo appunto ai genitori di seguire i bambini durante il percorso scolastico.
Ci sarebbero un sacco di altre cose da dire, però non voglio rubare più diciamo, tempo alla conferenza, pertanto vi dico che potete trovarci alla nostra pagina Facebook, noi siamo la pagina AG Vermeliano, oppure scriverci una mail all'indirizzo zs.romian con la J 01 in numero @gmail.com. Chiunque volesse partecipare alle nostre riunioni o sapere diciamo qualche cosa di più può contattarci liberamente, le nostre porte sono sempre aperte. Grazie e vi auguro buon proseguimento. Buonasera a tutti, dobrodošli vsem. Posso introdurmi in questo modo, penso che mi sentiate tutti. Innanzitutto mi presento, sono Daniele Furla. Desidero ringraziare gli organizzatori di questo evento in forma di videoconferenza per avermi dato questa occasione di collaborare in qualità di moderatore, seppur in questa forma virtuale, del nostro incontro tra partecipanti a distanza, il che forse rappresenta un po' per tutti noi un elemento di novità, trovandoci a parlare davanti allo schermo di un computer e senza poter rivolgere lo sguardo agli interlocutori né poter interagire direttamente con gli stessi né con il pubblico. Partecipo a questo incontro in veste di moderatore in quanto, come ha detto il direttore dello SLORI Jagodic, i miei figli frequentano una scuola primaria e una scuola dell'infanzia con lingua di insegnamento slovena e hanno frequentato anche una sezione di lingua slovena del nido d'infanzia, quindi hanno vissuto da sempre, diciamo, in un ambiente plurilingue. E la nostra serata oggi è articolata in una prima parte durante la quale noi dialogheremo a tre voci con le esperte Susanna Pertot e Matejka Grgic sui temi riguardanti l'apprendimento dello sloveno dall'infanzia all'adolescenza da parte di soggetti che non conoscono la lingua slovena o forse la conoscono solo parzialmente, magari soltanto a livello di alcune varietà linguistiche dello sloveno. E in questo modo cercheremo di offrire a tutti voi, al pubblico, informazioni, spunti di riflessione, consigli pratici e suggerimenti in un tale contesto. Seguirà poi una seconda parte durante la quale i partecipanti potranno rivolgere alcune domande alle esperte utilizzando la chat della piattaforma che ospita l'evento odierno. Come vedo state già facendo, qualcuno sente, qualcuno non sente, ma su ciò chiederei conferma a Devan e allo Slori. Ovviamente diciamo che noi confidiamo in una partecipazione molto attiva del pubblico, soprattutto nella parte diciamo riguardante le domande. Voi potete appunto scrivere le domande nella chat, io cercherò di dar voce alle vostre domande ponendole poi alle dirette interessate. Tuttavia, come abbiamo detto, nulla vieta che i partecipanti possano interagire con la chat scrivendo domande, osservazioni, proposte anche nel corso della discussione iniziale. Prima di iniziare ad affrontare i temi principali del nostro incontro, vorrei presentarvi brevemente le dottoresse Matejka Grgic e Susanna Pertot, che sono qui con noi oggi, e mi scuso con entrambe per l'esiguità delle presentazioni, tuttavia vorrei affrontare quanto prima i temi oggetto della nostra discussione. Ora, se noi ci trovassimo in una sala in presenza, potrei dirvi qui alla mia destra, ovvero alla mia sinistra, abbiamo i nostri ospiti, ma oggi siamo davanti agli schermi, quindi vi dirò. Dall'altra parte dello schermo del mio computer c'è la dottoressa Matejka Grgic, collaboratrice dello SLORI, linguista, traduttrice e interprete. Si occupa prevalentemente di ricerche in ambito sociolinguistico, di politiche linguistiche, fenomeni di contatto e terminologie settoriali. Inviterei la dottoressa Grgic a salutare il pubblico. Buonasera, eccomi qui e grazie per questo invito e per questa presentazione. Ovviamente anch'io, come la collega, sono a vostra disposizione per eventuali domande che, ribadisco, vi preghiamo di scrivere in chat così potremo rispondere a quante più domande possibili. Grazie molte. Dall'altra parte dello schermo di un altro computer abbiamo il piacere di ospitare la dottoressa Susanna Pertot, che è psicologa, psicoterapeuta, oltre ad essere docente all'Università del Litorale di Capodistria
e nelle sue ricerche si occupa di bilinguismo, di educazione bilingue e di identità etnica in ambiente plurilingue e collabora anche con lo SLORI. Quindi inviterei anche la dottoressa Pertot a rivolgere un breve saluto al pubblico. C'è la dottoressa Pertot in linea? Penso di sì. Sì, scusate, ecco, adesso mi Grazie. sentite? Sì, non avevo avevo il microfono disattivato. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie anche a tutti i presenti che sono poi veramente, siete in tanti, siamo quasi in 100. E anch'io come la collega sono a disposizione per qualsiasi domanda, grazie. Grazie molte e prima di entrare così nel vivo del discorso vorrei condividere con tutti i presenti una breve riflessione. Forse non tutti ci rendiamo conto di avere un vantaggio a vivere in una regione in cui si parlano più lingue, no? Nel Friuli Venezia Giulia forse non è così un dato così da sottovalutare il fatto che si parlino appunto oltre all'italiano, lo sloveno, il friulano, in misura minore il tedesco, e nella fattispecie l'identità plurilingue e pluriculturale della nostra regione è segnata proprio dalla convivenza di questi elementi. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che ciò avviene in un contesto in cui avvengono fenomeni di globalizzazione, nel quale appunto in questo contesto convivono e si mescolano poi altre comunità, nazionalità e lingue ad esse collegate, e ciò può influire anche sull'apprendimento delle lingue del territorio, di ulteriori lingue e sull'istruzione appunto dei bambini. Per rompere il ghiaccio io inizierei con una domanda a Susanna Pertot. Chiederei a Susanna Pertot se ci illustra brevemente il concetto di bilinguismo, plurilinguismo in generale. Sì, diciamo che per quanto concerne lo studio del bioplurilinguismo, la ricerca si dedica sia alla sfera individuale che a quella sociale. Il termine infatti non viene riferito unicamente ai parlanti, ma una o più lingue naturalmente, ma indica anche la presenza di più lingue in determinati contesti sociali e pertanto è materia di studio di molte discipline a seconda che privilegi l'individuo, la comunità o i contesti sociali. E ad occuparsene sono ad esempio la psicolinguistica, la neurolinguistica, psicologia sociale, la sociologia, anche le scienze politiche e la pedagogia. Ci sono molteplici definizioni dei termini bi- e plurilinguismo. Una delle prime, che risale a metà del secolo scorso, si riferisce al parlante bilingue come colui che pratica l'uso alternativo di due lingue. Negli ultimi anni però è l'uso quotidiano di più lingue ad essere considerato come una discriminante. Non a caso è invalso il significato di bilingui per quelle persone che usano due o più lingue nella loro vita quotidiana e che al bisogno sono capaci di passare da una lingua all'altra. Anche la Commissione europea nel 2007 si è occupata appunto di questo problema e ha esteso questa definizione anche agli ambiti sociali, definendo il bilinguismo come l'abilità delle società, delle istituzioni, dei gruppi e degli individui a usare regolarmente e quotidianamente più di una lingua. Grazie. E in questo contesto come si svolge lo sviluppo bilingue? Cioè, c'è chi nasce bilingue o plurilingue, c'è chi lo diventa prima, chi lo diventa dopo?
Sì, gli esperti, ho inserito, sì scusate devo controllare ogni tanto perché gli esperti distinguono tra quei bambini che imparano a parlare contemporaneamente 2 lingue, diciamo così, dalla nascita e quelli invece che imparano la seconda lingua dopo che la prima è già stata consolidata. E se l'apprendimento della seconda lingua avviene entro i 3 anni, si dice che il bambino ha imparato le 2 lingue simultaneamente. Invece se il bambino impara la seconda lingua tra i 3, i 5, 6 anni, viene definito parlante consecutivo precoce. Secondo alcuni studiosi, nel gruppo dei bambini simultanei, bilingui simultanei, rientrano anche non solo i bambini che acquisiscono contemporaneamente le 2 lingue dalla nascita, ma anche quelli che imparano la seconda lingua dopo lo sviluppo del linguaggio, ma comunque sempre entro i 3 anni, anche se non contemporaneamente. Altri invece, alcuni studiosi appunto li definiscono simultanei, altri invece definiscono questi bambini bilingui precoci. Lo sviluppo del bambino che è esposto a 2 lingue dalla nascita avviene nello stesso modo sia in ambiente bilingue che in ambiente monolingue. Forse sarà interessante sapere che le ricerche hanno dimostrato che durante il primo anno di vita, nella fase della lazione, i neonati reagiscono diversamente a seconda della lingua in cui gli adulti significativi si rivolgono loro e di conseguenza anche la lazione assume caratteristiche fonetiche e lingua specifiche. Sembra infatti che sin dai primi mesi il bambino sia in grado di distinguere i timbri che appartengono alle lingue degli adulti di riferimento. E poi via via il bambino, appunto, verso il compimento del primo anno di età, comincia ad articolare le prime parole, poi via via combina le parole di entrambe le in entrambe le lingue in frasi e così avanti. Ecco, grazie. Grazie. Passerei a Matejka Grgic, alla quale chiederei se è vero che i bambini assorbono le lingue senza fatica, mentre l'apprendimento delle lingue in età adulta può comportare maggiori difficoltà? Beh, questo è uno dei famosi falsi miti che un po' accompagnano l'apprendimento delle lingue, no? Si dice spesso che i bambini assorbono come spugne e quindi, insomma, frequentare una scuola, per esempio una scuola slovena per un bambino che non ha mai sentito prima una parola di sloveno, non è certo un grande impegno. Questo non è vero, nel senso che è vero che i bambini imparano le lingue in maniera diversa da come le impariamo gli adulti. Gli adulti, per semplificare, abbiamo bisogno di un libro, abbiamo bisogno di frequentare un corso, abbiamo bisogno di avere un'app sul telefonino, eccetera, eccetera. Quindi noi adulti impariamo una lingua, mentre invece il termine tecnico per i bambini è acquisire una lingua, cioè la imparano spontaneamente, ma anche questo imparare spontaneo, cioè dall'ambiente che li circonda, comporta un certo livello di stress e un certo livello anche di fatica per il bambino. Quindi non dobbiamo pensare che il bambino non faccia fatica a frequentare per esempio una scuola dove almeno all'inizio non capisce cosa stia succedendo attorno a lui. Detto ciò, è però vero che i bambini possono imparare un numero indefinito di lingue, cosa che in teoria potremmo fare anche noi adulti fino a un certo punto, e i bambini che imparano le lingue entro una certa età, che però non è ristretta ai primi mesi di vita, come abbiamo sentito, no? Prima della dottoressa Pertot, cioè può anche allungarsi questo termine, i bambini imparano la seconda lingua, possono impararla bene
come imparano la prima, nel senso che possono diventare dei, chiamiamoli così, tra virgolette, bilingui perfetti, cioè imparare lo sloveno come, cioè saper parlare lo sloveno come parlano italiano. Per arrivare a questo punto però ci vuole un bel po' di impegno, ci vuole un percorso studiato e ci vuole un certo tipo di, chiamiamolo così, pazienza da parte dei genitori, degli insegnanti, dei bambini e di tutta la società che supporta questo processo, perché imparare una lingua è un impegno da parte di una società, di un'intera società, non soltanto di un bambino, della sua famiglia e dell'insegnante. Grazie, tornerei per un secondo a Susanna Pertot per chiedere quanto segue. Alcuni bambini bilingui in età prescolare sembrano meno sviluppati rispetto ai coetanei monolingui. Quindi il bambino bilingue può a volte sembrare meno sviluppato? Beh, se confrontiamo un bambino bilingue con un suo coetaneo monolingue, naturalmente relativamente all'uso di una sola lingua, il bambino bilingue potrebbe sembrare meno sviluppato. Infatti, ad esempio, se un bambino monolingue al terzo anno di età capisce circa 800-900 parole, anche il bambino bilingue ne conosce 800-900, ma sono 900 parole complessive, non 800-900 in una lingua e altrettante nell'altra. Cioè inizialmente il rapporto tra le due lingue può essere sbilanciato, ma poi con il tempo si riequilibra. Le iniziali differenze tra bambini bilingui e bambini monolingui vanno spiegate con il fatto che i bambini piccoli hanno una memoria meno sviluppata. Comunque, naturalmente, poi però queste differenze con l'andare del tempo si equilibrano con lo sviluppo della memoria, appunto. Le ricerche più recenti hanno dimostrato che i bambini bilingui acquisiscono contemporaneamente anche la struttura grammaticale di ogni singola lingua. E pertanto anche necessitano di più tempo per applicare correttamente tutte le regole grammaticali. Ma naturalmente durante lo sviluppo, come anche in altre aree, vi sono moltissime differenze individuali che si possono riscontrare sia tra i bambini bilingui come anche tra quelli monolingui. Alcuni bambini bilingui in breve tempo si comportano linguisticamente come i coetanei monolingui, gli altri magari ci mettono un po' più di tempo. Bene, e a Matejka Grgic vorrei chiedere se i bambini, appunto, quando imparano, acquisiscono le lingue, quando ne acquisiscono di più, diciamo, contemporaneamente, imparano più lingue contemporaneamente, fanno confusione in questo processo, riescono a separare i vari codici? Diciamo che un po' di confusione iniziale c'è sempre, anche quando noi adulti impariamo una lingua. Pensiamo un po' quando abbiamo fatto qualche corso di inglese, probabilmente se abbiamo letto, non so, che qualcosa, non so, un gruppo di ragazzi si incontrava nella cantina della scuola, magari tutti quanti noi avremmo pensato a una cantina, invece è la mensa scolastica. Quindi ecco, questi fenomeni di contatto ci inducono a volte a fare un po' di confusione, bambini e adulti. Questo è un processo, direi normale, che capita sempre quando studiamo una lingua, che può essere una lingua seconda, quindi una lingua presente nel territorio, oppure una lingua terza, quindi una lingua straniera vera e propria. Questo fenomeno va affrontato ovviamente a scuola, ci sono degli insegnanti qualificati che, come dire, sanno come aiutare i ragazzi in questo percorso, sanno quando
rendere presente insomma un errore di questo tipo, sanno anche quando degli errori di questo tipo sono dei fenomeni passeggeri e poi, come diceva la collega, ad un certo punto spariscono. Sono i percorsi di apprendimento appunto di una lingua seconda o di una lingua straniera. E durante questo intervento abbiamo citato appunto il percorso scolastico, quindi le scuole con lingua di insegnamento slovena in Italia. Queste scuole, le scuole slovene in Italia, per chi non le conoscesse, sono scuole bilingui? No, le scuole con lingua di insegnamento slovena, come dice già il nome stesso, sono scuole monolingui. Sono scuole dove, pur essendo scuole statali, quindi scuole che seguono il programma ministeriale, sono scuole dove tutte le materie vengono insegnate in sloveno, tranne ovviamente l'italiano e l'inglese. E invece è una scuola bilingue, la scuola di San Pietro al Natisone in provincia di Udine. Ecco, quella è l'unica scuola bilingue, tutte le altre sono scuole con lingua di insegnamento slovena. E perché questo? Perché in un ambito minoritario, cioè la lingua slovena in Italia è una lingua di minoranza, quindi minoritaria, dobbiamo tenere presente che la lingua appunto minoritaria è una lingua, la chiamiamo con un termine tecnico recessiva, quindi potremmo dire più debole a livello sociale. L'idea è quella di, come dire, portare a un certo equilibrio, riequilibrare la situazione dandole più spazio, più peso a scuola, quindi cercando in questa maniera di ovviare a quelle che sono le assenze della lingua nel territorio, perché noi dobbiamo immaginare che tutto ciò che noi facciamo nella nostra vita quotidiana, dall'andare a prendere un gelato, una pizza, che ne so, andare in posta, andare dal commercialista, eccetera, eccetera, tutto questo avviene, non so, andare in ospedale, andare dal medico, in farmacia, ecco, se vogliamo parlare di questi aspetti che pur fanno parte della nostra vita quotidiana, e tutto questo avviene in lingua italiana. Quindi le scuole devono in qualche maniera bilanciare questo grande peso che ha la lingua italiana nell'ambiente che ci circonda. Ecco perché si è optato già subito dopo la seconda guerra mondiale, quando sono state riprese le scuole con lingua di insegnamento slovena che esistevano sul territorio anche prima, si è optato per questo modello, cioè un modello monolingue proprio per in qualche maniera equilibrare quello che è il peso invece della lingua maggioritaria, lingua dominante nell'ambiente che ci circonda. Continuerei ancora su questo filone chiedendo sempre a Matejka Verdic se appunto le lingue si imparano soltanto a scuola o anche al di fuori di scuola, e in tal senso sono importanti appunto le attività pomeridiane svolte in lingua slovena, ad esempio le attività sportive, i corsi di musica, in un contesto di apprendimento dello sloveno come lingua seconda? Sì, direi che sono fondamentali. Le ricerche svolte in altri ambienti, cioè non da noi, ma soprattutto negli Stati Uniti, hanno dimostrato che, adesso non prendete alla lettera queste percentuali, ma per darvi un'idea, circa 3/4 di ciò che noi sappiamo di una lingua lo impariamo fuori da scuola, cioè lo impariamo vivendo in un mondo dove si parla una determinata lingua. Soltanto l'ultimo terzo, l'ultimo quarto, diciamo così, insomma più o meno percentuali sono quelle lì, di una lingua la impariamo a scuola. Se voi immaginate, se voi pensate al vostro italiano, supponendo che l'italiano sia la vostra prima lingua, dove avete imparato, non so, parlare col vostro meccanico? Cioè non avete imparato a scuola, l'avete imparato andando dal meccanico o frequentando la scuola guida, per intenderci. Dove avete imparato a dire alla parrucchiera che tipo di pettinatura volete, che tipo di taglio volete? L'avete imparato non a scuola, ma andando dalla parrucchiera. Adesso sono esempi che sembrano molto stupidi in realtà, ma è così che funziona l'acquisizione, l'apprendimento della lingua. Cioè noi assorbiamo la lingua dal territorio, dall'ambiente nel quale viviamo. Ovviamente la scolarizzazione in questo processo è molto importante, perché a scuola impariamo a leggere, a capire ciò che stiamo leggendo, a saper estrapolare le informazioni da un testo, impariamo
a scrivere, ad esempio, impariamo a parlare con proprietà di linguaggio, eccetera, eccetera. Quindi la scolarizzazione è molto importante, ma dobbiamo renderci conto che l'ambiente che ci circonda ha un peso enorme nell'apprendimento della lingua. Quindi è fondamentale, se i bambini frequentano una scuola slovena, è fondamentale prevedere per loro delle attività anche pomeridiane in sloveno, e soprattutto cercare di garantire loro la massima esposizione linguistica possibile, perché è l'esposizione alla lingua ad essere quel fattore che poi è determinante per capire se un bambino potrà raggiungere un elevato livello di capacità comunicativa. Se il bambino non raggiunge, ma anche l'adulto, intendiamoci, non raggiunge questo livello, che cosa fa? Tende ad abbandonare la lingua perché non si sente a proprio agio, non si sente sufficientemente bravo, forse ha torto anche, e non sente di poter esprimere tutti i concetti che vorrebbe esprimere in una determinata lingua. Di che cosa fa? L'abbandona. Ecco, se vogliamo evitare questo, dobbiamo fare in modo che il bambino, ma anche poi l'adulto, sia esposto alla lingua, a più lingue, logicamente all'italiano, all'inglese, al tedesco e allo sloveno, il più possibile e soprattutto in maniera continuativa. Se il bambino non viene esposto allo sloveno per 3 mesi durante l'estate, in autunno farà fatica. Se il bambino non viene scolarizzato in una determinata lingua almeno fino alla fine dell'adolescenza, ma è molto auspicabile che prosegua questo percorso di studi, dopo un periodo anche breve abbandonerà la lingua. Grazie. E quindi abbiamo compreso l'importanza dei fattori esterni appunto nell'apprendimento dello sloveno, e con Susanna Pertot potremmo fare un cenno di riflessione anche sul ruolo dei genitori in tale contesto. Quindi i genitori che non conoscono la lingua slovena cosa possono fare per uno sviluppo più efficace delle competenze linguistiche bilingui nei bambini? Sì, prima c'è un signore che ha alzato la mano, visto qua, Sì. Forse... Possiamo, o andiamo avanti sul ruolo dei genitori appunto, che okay. non sanno, non conoscono lo sloveno e come possono aiutare, se no possiamo anche forse, visto che si sta un po' accendendo l'interesse qua, il dibattito tra il pubblico, possiamo anche prendere in considerazione questa domanda. Qui un nostro ascoltatore si chiede: nelle scuole slovene, in particolare le elementari, qual è il livello di insegnamento della lingua italiana rispetto alle scuole italiane? Questo forse magari è utile così spiegare al nostro pubblico, ma anche per avere delle notizie più approfondite riguardo appunto l'insegnamento della lingua italiana, che viene comunque no. Rispondo io o risponde la collega? Decidete voi. Okay. Va bene, io forse direi solo, darei ancora qualche, così, fornirei qualche dato a quello che a supporto di quanto ha appena detto la collega Grgic, del perché, e direi il perché i bambini a un certo punto, se non praticano le lingue, se le dimenticano, no? Matejka prima ha detto, un bambino se non parlerà lo sloveno durante le vacanze estive, poi dimenticherà. Ecco, cioè bisogna dire che per acquisire una lingua bisogna usarla perlomeno fino all'adolescenza, perché altrimenti poi viene dimenticata. A un certo punto il cervello fa una specie di reset e tutto quello che non viene usato viene poi appunto dimenticato. Stesso di questo succede appunto con le lingue. Per quanto invece riguarda, tornando alla domanda del signore,
direi, come ha già detto la collega, nelle scuole con lingua di insegnamento slovene sono scuole statali. La lingua italiana viene insegnata come una delle materie, ma segue lo stesso programma insomma, che è definito dal Ministero dell'Istruzione e che vale anche per le scuole con lingua di insegnamento italiana, appunto. Dunque non c'è differenza. Grazie. Se era questa la domanda. Penso di sì, era questa, sì. Quindi volevamo garantire, appunto, assicurare a tutti i genitori che nella scuola slovena il programma è quello. si impara sia l'italiano che lo sloveno parimenti. Sì, diciamo non solo alle elementari, ma insomma poi anche nella scuola insomma, durante tutto il percorso scolastico fino all'esame di maturità. Certo, per fare un attimo un intermezzo, abbiamo dei link a disposizione, quindi chiedo a Matejka Grgic se è possibile o mostrarli con una condivisione dello schermo o attraverso la chat, forse. Abbiamo dei link ai quali sono disponibili alcune pubblicazioni dello SLORI nelle quali vengono affrontati i temi che sono oggetto di dibattito del nostro incontro, e quindi è possibile anche, vedo che appunto stanno già comparendo nella chat, se appunto siete interessati ad approfondire certi argomenti potete cliccare sui link che trovate nella chat e avete accesso appunto ai materiali che sono stati prodotti ad esempio all'interno di progetti europei come il progetto Jesik Lingua, del quale magari avete sentito parlare. Adesso, visto che abbiamo sottolineato l'importanza appunto delle attività pomeridiane extrascolastiche e del dopo scuola, chiederei a Matejka Grgic di spendere 2 parole sui corsi di sloveno per adulti, se sono un elemento, diciamo, utile, contribuisce ad aumentare la motivazione positiva da parte dei genitori, si riesce a, diciamo, a offrire un supporto valido allo studio della lingua dei bambini. Sì, e io soltanto se mi permetti un secondo per dire dei 2 link che ho condiviso. Il primo è il PDF di una pubblicazione curata e scritta dalla dottoressa Pertot, appunto nell'ambito del progetto Jesik Lingua. Il secondo link invece rimanda all'evento di oggi, ma se andate in fondo alla pagina troverete 2 PDF di 2 brevissimi opuscoli che abbiamo curato appunto Susanna Pertot ed io, e che rispondono in maniera veramente molto breve e concisa a quelle che possono essere le domande di oggi. Sì, i corsi, ecco, adesso torno all'ultima domanda, i corsi per genitori. Allora, voi sapete che ciò che conta molto nell'educazione dei bambini, ma questo in generale, è l'esempio che noi genitori diamo. Cioè, se i bambini vedono che la mamma e il papà, ma eventualmente anche altri componenti del nucleo familiare si impegnano in una certa cosa, probabilmente anche il bambino dirà, ma evidentemente è una cosa importante. Quindi sì, frequentare un corso di sloveno per genitori o un corso di sloveno in generale è sicuramente un buon modo per motivare il bambino, perché il bambino vede che non solo lui deve fare fatica a scuola, ma vede che la fanno anche la mamma e il papà, che magari la sera si ritagliano quell'ora di tempo per andare a fare un corso di sloveno. Questo è molto importante per il bambino, perché altrimenti il bambino può anche non capire perché la mamma e il papà, che parlano italiano tra di loro, parlano italiano col bambino, parlano italiano con i nonni, e hanno deciso di iscrivere questo bambino in una scuola slovena dove a lui viene richiesta comunque una fatica in più. Quindi sì, è una cosa molto importante. Altrettanto importante è vedere e sentire che i genitori interagiscono
per quanto possibile, logicamente in sloveno con gli insegnanti. Ciò non significa che voi dovete tenere una conferenza in sloveno, ma almeno entrando a scuola dire Dobar dan o uscendo dire na svidenje. Boh, ma adesso con il Covid non si esce, non si entra, ma insomma voglio dire, nell'interazione con gli insegnanti dire qualche parola, hvala, prosim, eccetera, eccetera, srećno, cose di questo genere, possono essere molto importanti per un bambino, perché significa che anche i genitori danno un certo peso a questa lingua che il bambino sta imparando a scuola. Quindi direi che è una cosa sì, veramente molto molto importante. Molto bene, ci sono degli interventi del pubblico che diciamo ci riportano alla realtà che stiamo vivendo in questo ultimo anno, no? In un contesto di Covid. Ci scrive Riccardo Lucis, quindi in un contesto di Covid, ovvero con attività pomeridiane perse, come si può dare un contesto sloveno nelle famiglie che non parlano sloveno e magari abitano in un contesto dove è prevalente la lingua italiana? Quindi, come al nostro ascoltatore, uditore, interessa sapere come si sta muovendo la didattica, quindi come si pensa di aiutare i genitori in questo percorso in senso pratico e non teoretico. Posso chiedere a Matejka Vergic un intervento? Sì, ecco, io Grazie. condivido con voi un altro link che è invece un portale realizzato proprio dallo Slori, è un portale monolingue, per il momento soltanto in sloveno, destinato agli insegnanti soprattutto, con una sezione particolare messa subito su in alto sulla didattica a distanza o sulla didattica, chiamiamola così, mista ai tempi del Covid, proprio per creare un ambiente e dei materiali anche non prettamente scolastici destinati ai bambini di varie fasce d'età. E vorrei sottolineare un aspetto molto importante che forse è emerso con il Covid, ma che c'era già prima e continuerà ad esserci anche dopo. Il nostro ambiente, di cui parlavo prima, non è più soltanto un ambiente fisico. Anzi, la nostra realtà è, non direi in gran parte, ma sì, forse anche in gran parte, una realtà virtuale. Cioè noi passiamo ore e ore con il telefonino in mano, noi passiamo ore e ore davanti a un computer. Noi, non solo questo, ma noi, qualcuno ha il microfono aperto, acceso, e io sento la mia voce, il ritorno della mia voce, quindi forse potremmo chiedere a tutti cortesemente di spegnere i microfoni, di spegnere telecamere, perché stanno mangiando i dati e i microfoni. Ecco, adesso sento meglio. Scusatemi questa interruzione. Cioè la nostra vita, anche la nostra vita, chiamiamola così, linguistica, si svolge in gran parte attraverso sistemi e dispositivi online. E quindi è molto importante che anche il nostro mondo online sia un mondo dove è presente la lingua che intendiamo in qualche maniera sostenere. Ok? Quindi proporre, allora innanzitutto se parliamo di adolescenti, incentivarli a cambiare le impostazioni del computer e del telefonino in sloveno, in modo tale che Word, PowerPoint, Google, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e chi più ne ha più ne metta parlino con loro in sloveno. Sembra una stupidaggine, ma è molto importante. E i videogiochi, tutto ciò che è la realtà virtuale. Ovviamente io spero che i bambini passino il meno tempo possibile davanti a un computer o davanti a un telefonino, e che abbiano il telefonino e l'accesso ai social media quanto più tardi possibile, e penso che la collega Susanna Pertot sarà d'accordo su questo punto. Tuttavia, quando succede, è molto importante che il mondo virtuale parli la lingua che noi vogliamo incoraggiare. In questo caso lo sloveno, ma può essere il tedesco, il francese, l'inglese, quello che è. Stessa cosa per i loro eroi, cioè i bambini vivono identificandosi con gli eroi, che possono essere, non so, personaggi delle fiabe, dei cartoni animati, eccetera, eccetera. È importante che tutti questi personaggi parlino sloveno,
Quindi se a un certo punto, non so, mia figlia era appassionata delle Winx, ecco, adesso non ci sono più le Winx, ma ci sarà ben qualche altro personaggio, è importante che questo personaggio parli anche sloveno, perché se loro sentono lo sloveno parlato soltanto dalla maestra e tutto il resto del loro mondo, compresi i supereroi delle fiabe, parla italiano, è logico che questi bambini non saranno esattamente motivati ad apprendere lo sloveno anche in quelle situazioni che per loro sono le più piacevoli. Quindi usiamo la pandemia anche per questo. Grazie. Torniamo a Susanna Pertote, torniamo in un ambiente scolastico, quindi tra le aule che appunto sono abbastanza frequentate per fortuna finché ci è consentito. C'è un utente che ci scrive: in una classe di 25 alunni di scuola elementare, come fa un insegnante a seguire i bambini, molti dei quali sono italiani, nel senso italofoni? Beh, penso che l'insegnante seguirà un programma e sarà sicuramente anche, come dire, preparato a seguire dei bambini che parlano anche nella stessa classe lingue diverse. Sicuramente nella scuola con lingua di insegnamento slovena, la lingua di insegnamento appunto è lo sloveno, e sarà questa la lingua che l'insegnante userà maggiormente. Grazie. Interessa ad alcune persone tra il nostro pubblico se possiamo diffondere dei nominativi di enti, associazioni che organizzano corsi di sloveno per adulti, ovvero forse è possibile indicare appunto qualche sito dove ci sono disponibili queste informazioni? Ma direi che forse per avere informazioni aggiornate sono state fatte delle ricerche tempo fa proprio dallo SLORI, ma forse la cosa migliore, anche appunto visti i tempi un po' particolari, è chiedere a scuola, perché probabilmente le insegnanti spesso sono le associazioni genitori che organizzano questi corsi, possono essere organizzati anche da varie associazioni culturali. E appunto, vista un po' il periodo un po' strano da questo punto di vista, forse le informazioni più aggiornate le avrete lì. Non so se la collega Susanna forse ha altre informazioni, altre indicazioni. Ecco, qualcuno ha condiviso il link del volantino, no, del 2015 con tutte le informazioni sui corsi di sloveno, appunto aggiornato al 2015, quindi insomma da prendere un po' con qualche precauzione, ma forse almeno così delle nozioni di massima, degli indirizzi o dei contatti ci sono. Sì, ci vengono anche alcuni spunti, qui andiamo magari più nello specifico, no? Su suggerimenti riguardanti audiolibri, libri adatti a una ragazza che studia da un anno. Qui penso condividano appunto le esperte il punto di vista che è probabilmente consigliabile avere un feedback, rivolgersi ai docenti della scuola frequentata dall'alunna, no? Assolutamente, cioè si trova qualcosa sul sito, sul link prima ho condiviso www.smeise.it, si trova del materiale appunto diviso per fasce d'età, però è assolutamente, è tutto materiale gratuito, quindi consultabile online, eccetera, eccetera, potete fare potete cliccare, trovare qualcosa, c'è anche del materiale destinato allo studio dello sloveno come lingua straniera, ma forse nuovamente la cosa migliore è rivolgersi sempre all'insegnante di riferimento che saprà anche consigliarvi qualcosa di adatto rispetto al vostro livello di conoscenza della lingua. Tornando a Susanna Pertot, possiamo così tracciare un percorso che poi va oltre l'acquisizione dello sloveno nell'ambiente scolastico, ovvero una volta che è terminato il percorso di istruzione scolare, come ci si mantiene bilingui italiano-sloveno?
Beh, mi collego a quello che diceva la collega prima, insomma, ciò che è importante nell'apprendimento delle lingue è sicuramente l'esposizione alla lingua e la frequenza d'uso, nonché anche la motivazione. Dunque ci si mantiene bilingui, parlando naturalmente lo sloveno, cercando anche di frequentare ambienti in cui appunto le persone parlano lo sloveno, essere esposti alla lingua anche attraverso i media, leggere, guardare appunto la TV, usare internet in sloveno e soprattutto essere motivati al mantenimento di questa lingua. Ecco, diciamo che il mantenimento dello sloveno forse non è tanto automatico, ma richiede proprio anche un atto di volontà. Non è così automatico, soprattutto quando si vive in un contesto in cui la lingua dominante è un'altra. Questo naturalmente non vale solo per lo sloveno ma in Italia, ma anche per tutte le lingue minoritarie. Grazie, e abbiamo una domanda anche molto interessante da parte di Alessandra che scrive: nell'acquisizione di una lingua è fondamentale non solo ascoltare la lingua ma anche parlarla attivamente. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena il bambino per la maggior parte del tempo sentirà parlare l'insegnante, ma c'è una cura particolare nel far parlare in maniera attiva il bambino, quindi a stimolarlo in sloveno a livello quotidiano e non solo saltuariamente? Prego. Sì, credo che ciò che è molto importante, anzi indispensabile, è sicuramente che il bambino possa parlare con l'insegnante, ma soprattutto che possa anche parlare, giocare, interagire con i coetanei che parlano lo sloveno e in situazioni scolastiche ma anche in situazioni naturali. E dunque il bambino nella scuola slovena non sente parlare solamente lo sloveno, non sente parlare solo l'insegnante, ma sente parlare anche gli altri bambini, i coetanei, con i quali potrà interagire o può interagire. Grazie. Tornando a Matejka, abbiamo un genitore che ha qualche dubbio, diciamo, sull'acquisizione, diciamo, l'apprendimento dello sloveno alle scuole medie, quindi parliamo di scuole secondarie di primo grado, così 11-13 anni, se, diciamo, immagino gli alunni italofoni hanno bisogno di un aiuto in più per raggiungere un livello tale di sloveno in modo da permettere loro di affrontare poi le superiori slovene. Questo... Non so se sono stato chiaro, forse ho interpretato io, c'è la domanda di un utente. Vedo la domanda. Si riferisce allo studio dello sloveno come lingua seconda. Adesso non so se la studentessa in questione, l'alunna in questione, frequenta una scuola con lingua di insegnamento slovena oppure frequenta una scuola dove la lingua, ecco, la scuola media è italiana, sì, dunque la lingua slovena è insegnata come, chiamiamola così, lingua straniera in realtà. Ecco, c'è un'enorme differenza tra questi due approcci anche alla lingua slovena. Allora, una scuola, chiamiamola media inferiore, ok, per usare questa terminologia un po' obsoleta, con lingua di insegnamento slovena prepara automaticamente, ovviamente con delle differenze individuali che ci possono essere, a frequentare una scuola superiore. Differenze individuali che ci possono essere anche per altre materie. Non so, non tutti quelli che fanno la terza media poi possono fare la matematica di un liceo scientifico. Ecco, queste possono essere differenze intellettuali. Ma in linea di principio una scuola media con lingua di insegnamento slovena prepara alle superiori con lingua di insegnamento slovena. Una scuola media italiana dove lo sloveno è insegnato come seconda lingua straniera
alla fine di questo percorso scolastico bisogna tener conto che il bambino, studiando questa lingua per 2 o 3 ore a settimana in 3 anni, raggiungerà un livello A2, ben diverso da un livello B2, C1 raggiunto da un bambino che ha fatto tutto il percorso in lingua slovena, pur partendo da una famiglia italiana. E direi che qui sicuramente si parla di un lavoro molto intenso da parte dell'alunna, della studentessa, da parte della famiglia, di un percorso pomeridiano con parecchie ore di sloveno alle spalle per poter integrare queste lacune. Tutto è possibile. Immaginate i ragazzi che vengono da tutte le parti del mondo, dalla Cina, da, non so, Pakistan, Argentina, chi più ne ha più ne metta, arrivano qui in Italia, magari hanno 10-11 anni, cominciano a frequentare una scuola italiana senza saper nulla di italiano e poi fanno le superiori in Italia e fanno l'università in Italia. Quindi tutto è possibile. Bisogna però tener conto che c'è un percorso da fare, che il ragazzo va sostenuto in questo percorso e che non è una cosa automatica. Implica studio, quindi implica fatica. Grazie, vediamo che c'è appunto notevole interesse da parte del pubblico. C'è una domanda appunto in cui si afferma questo: quanto ritenete che possa essere controproducente il fatto che i genitori di lingua italiana e con conoscenza superficiale dello sloveno si rivolgono talvolta ai figli in sloveno rischiando strafalcioni con verbi, accenti, desinenze? È simpatica come domanda, penso che possiamo fornire una risposta. Sicuramente in questa maniera i genitori dimostrano il loro interesse per la lingua slovena e anche motivano i figli ad usarla. I bambini forse potranno anche correggere i genitori se i genitori sbagliano, no? E dunque forse anche avere un atteggiamento così didattico verso i propri genitori e dimostrare quanto sono bravi. Dunque va bene. E ancora in questo filone abbiamo una mamma di una bimba di 3 anni che parla benissimo in italiano e capisce benissimo lo sloveno. La pediatra consiglia di far parlare la madre in italiano, mentre papà, nonni paterni e nido asilo si esprimono in sloveno. Ora, quando la madre prova a parlare, a leggere un libro in sloveno, la figlia le dice che è meglio che non parli sloveno e quindi si rifiuta di parlarlo perché forse l'associa appunto a una lingua predominante, l'italiano. Quando insistiamo però riesce ad esprimersi bene, ma proprio non vuole. C'è qualche consiglio che possiamo dare a questa mamma? Beh, diciamo che se i genitori è bene che parlino con i figli la propria lingua materna, perché oltre a trasmettere la lingua trasmettono anche tutta l'affettività che è connessa alla loro prima lingua, alla propria prima lingua. I bambini identificano spesso la lingua anche con il parlante, dunque se la mamma ha sempre parlato con la bimba in italiano è difficile per la bimba, come dire, passare allo sloveno. D'altronde anche noi adulti, quando siamo abituati a conversare, a usare una lingua con un parlante, difficilmente scegliamo di parlarne un'altra, ci viene quasi in automatico. I bambini, per i bambini è importante comunque che acquisiscano anche una competenza passiva, poi verrà il momento in cui passeranno anche all'uso attivo. È un po' come quando i bambini, diciamo, non so, si rifiutano ad esempio di mangiare gli spinaci. Verrà il momento che comunque li mangeranno e cominceranno a piacergli. Così un po' succede anche per lo sloveno.
è una questione di tempo, direi io, per cui va bene insistere. Bene, quindi invitiamo caldamente ad insistere. Sì. E, tornando a Matejka Grgic, forse in questo contesto si può inserire anche il discorso del dialetto, no? Abbiamo sicuramente il caso di più parlanti che hanno, non so, i nonni che padroneggiano magari lo sloveno solo a livello di dialetto. Come si inserisce l'utilizzo del dialetto nel lessico familiare, diciamo, nell'ambito di una famiglia plurilingue, dove c'è magari un bambino che apprende lo sloveno a scuola, mentre magari i genitori non lo sanno, e invece i nonni in qualche modo interagiscono in sloveno? Allora, fino a qualche anno fa, qualche decennio fa, si diceva, e veramente questa domanda secondo me è collegata alla precedente in qualche maniera, si diceva no, parlate una lingua solo se la sapete parlare benissimo e nei suoi registri più, chiamiamoli, più alti. E questa teoria è stata definitivamente scartata da scienziati di fama internazionale che hanno fatto ricerche dappertutto, tra l'altro anche in Italia, in altri contesti, non Trieste e Gorizia, tutt'altri contesti. Ricerche che hanno dimostrato che innanzitutto non è assolutamente vero che il bambino che impara il dialetto poi non è più in grado di imparare la lingua standard. Anzi, i bambini che parlano anche il dialetto, quindi che sono esposti sia al dialetto, per esempio a casa, sia alla lingua standard a scuola, poi hanno meno difficoltà sia ad imparare la lingua standard che anche le altre lingue straniere, quindi hanno una marcia in più. Quindi se avete nonni, zii, amici che sanno una filastrocca in sloveno, che sanno dire 2 parole, che parlano solo il dialetto, che non conoscono la lingua standard, ben venga. Tutto fa parte di quello che noi chiamiamo l'esposizione linguistica. In fondo noi, credo ci siano anche dei triestini qui nel nostro gruppo, siamo stati tutti esposti a Trieste in maniera particolare, forse al triestino, né che per questo non sappiamo parlare l'italiano standard, anzi. E quindi sì, se avete dei nonni a casa o dei vicini di casa o chiunque che parla in dialetto, anche solo qualche parola, è assolutamente invitato a parlare e a trasmettere questa sua conoscenza al bambino, che poi a scuola imparerà cos'è il dialetto, quando si usa e cos'è una lingua standard e quando si usa e come si usa. Grazie. Abbiamo ancora Monica che chiede: vorrei avere un vostro parere sul percorso inverso, cioè sulla scuola italiana in Slovenia. Quindi diciamo forse si esula un po' dall'argomento dell'incontro odierno, ma tuttavia possiamo forse anche allargarci un po' e magari con l'aiuto di Susanna Pertot, che è anche attiva, ma anche Matejka Grgic, noi in Slovenia. In questo caso si può parlare di bilinguismo, o forse possiamo fare un accenno anche al discorso dell'italiano come lingua d'ambiente in Slovenia, in tal senso? Sì, diciamo che l'italiano in Slovenia è considerata lingua d'ambiente. Esistono appunto le scuole con lingua di insegnamento italiana che sono speculari in un certo qual senso alle scuole con lingua di insegnamento slovena in Italia, no? Il discorso è lo stesso, no? Quando si parla di una lingua minoritaria, il discorso non cambia, cioè ciò che vale per lo sloveno e per la scuola con lingua di insegnamento slovena in Italia vale altrettanto anche per la scuola italiana in Slovenia, no? Cioè la cura per l'italiano e l'uso della lingua in ambiente extrascolastico è altrettanto importante per quei bambini che frequentano quelle scuole. Non so se ho risposto, a meno che la signora non intendesse qualcos'altro, cioè che intendesse se un bambino, non so, penso
chiediamo conferma se alla Chiediamo signora... conferma, o forse voleva qualche cenno in merito al, non so, il fatto che nelle scuole poi anche maggioritarie in Slovenia, nei comuni dove c'è, diciamo, la tutela dell'italiano, viene comunque, diciamo, garantito l'insegnamento dell'italiano come L2 anche nella scuola maggioritaria. Forse questo era anche... Sì, questo, sì, non, ecco. Cosa che magari da noi avviene in misura minore, come abbiamo avuto modo di constatare prima con l'esempio del genitore, la cui figlia frequenta appunto una scuola media, no? In cui si impara lo sloveno come L2, quindi al posto del, non so, il tedesco, del francese o dello spagnolo, e poi al momento magari non so se ai superiori si riesce a proseguire il percorso, ci sono solo alcuni indirizzi in cui è attivato eventualmente lo sloveno come lingua 2. E passerei ancora a Raffaella che ci chiede come fa un genitore che non parla sloveno più di 2 parole a sostenere il bambino negli studi o nella preparazione dei compiti se ha qualche difficoltà? Ma io direi che, non so, un tempo le mamme sostenevano i bambini che frequentavano la scuola e che scrivevano a casa i compiti e studiavano, stando vicino al bambino, magari, non so, mescolavano il sugo e il bambino scriveva il compito in cucina. Questi sono i miei ricordi, ad esempio. Oggi, in questa società che potremmo definire piuttosto bambinocentrica, i genitori insomma credono di dover fare molto di più, ma diciamo che si può sostenere il bambino non necessariamente aiutandolo nei compiti o nelle ripetizioni a casa usando lo sloveno. Lo si può aiutare anche in altre maniere. Si può anche usare l'italiano, ad esempio si può anche chiedere al bambino di dire in italiano ciò che ha studiato in sloveno. Non so se studia gli antichi romani, ad esempio, può anche riassumere quello che ha studiato in italiano. Anche così si può fare, ecco. Grazie, io inviterei il pubblico, se ci sono ulteriori domande, appunto a scrivere i relativi contenuti nella chat, perché come tempi diciamo che ci stiamo lentamente avvicinando alla conclusione del nostro incontro, quindi se ci sono domande, particolari esigenze, richieste, pregherei al pubblico di esprimersi attraverso la chat. Tornando a Matejka Grgic, potrei io forse rivolgere una domanda relativamente a, non so, la pausa estiva. È stata citata prima, no? Il bambino frequenta la scuola, diciamo, durante il corso dell'anno scolastico, poi d'estate non ha occasione di parlare lo sloveno, e poi come si ritrova a settembre. Oppure analogamente abbiamo avuto a causa del Covid un'esperienza simile, diciamo, lo scorso anno, in cui magari frequentando la didattica a distanza i bambini, diciamo, che non hanno genitori parlanti lo sloveno, si sono trovati, diciamo, meno esposti alla lingua slovena rispetto a quanto avrebbero potuto modo di fare in presenza in classe. Sì, il tema è sicuramente attuale. Come dicevo, le tecnologie ci possono aiutare, anzi, lo ribadisco, l'uso di una lingua minoritaria o comunque di una lingua che si vuole in qualche maniera sostenere attraverso le tecnologie, attraverso i social media, attraverso i film, attraverso i cartoni animati, eccetera, eccetera, è di fondamentale importanza. Cioè non è un rifugio adesso durante l'epidemia, ma è ciò che deve diventare il nostro
la nostra quotidianità, cioè il nostro telefono che è sempre con noi, ecco, deve parlare con noi nella lingua che vogliamo sostenere, e questo vale al di là delle epidemie. E per quanto riguarda le estati, sì, la collega Susanna Pertot probabilmente dirà, ed ha assolutamente ragione da questo punto di vista, cioè una lingua non la si dimentica mai del tutto, però può succedere che in quei mesi estivi si perda la capacità di parlare questa lingua in una maniera, come dire, spontanea, fluida, semplice, eccetera, eccetera. E questo può essere una difficoltà anche grave, sia per un bambino, ma può esserlo anche per un adulto. Il che significa che noi dobbiamo veramente in qualche maniera garantire al bambino, in questo caso perché di bambini qui stiamo parlando, un'esposizione linguistica continuata. Cioè il bambino deve essere esposto alle lingue che sta studiando e che sta imparando in maniera continuativa. Questo vale per lo sloveno, ma vale, anche se in misura ovviamente minore, anche per le lingue straniere, inglese, tedesco e quelle che sono. E quindi d'estate è molto importante che il bambino frequenti attività, centri estivi o altre attività sportive, culturali, quello che gli piace, in lingua slovena. Quando cresce un po' e quando le condizioni lo permetteranno, è auspicabile che questo bambino venga forse mandato per 1 settimana, 2 settimane, quello che è il tempo, un po' come poi quando diventa più grandicello i genitori lo mandano a Londra a studiare inglese o in qualche scuola, in qualche campagna irlandese dove fanno queste scuole estive di inglese. È forse utile prevedere un percorso di questo genere anche per lo sloveno, cioè mandarlo per 1 settimana, 2 settimane. Ovviamente non parliamo di un bambino di 3 anni, ok? Stiamo parlando di un bambino fine elementari, medie, eccetera, eccetera, in colonia, come si diceva una volta, adesso si dice summer camp, anche in Slovenia, per garantirgli appunto l'apprendimento della lingua slovena in un ambiente di immersione linguistica, cioè in un posto dove presumibilmente nessuno sa italiano. Quindi questo bambino a un certo punto non può aiutarsi con l'italiano, deve per forza comunicare in sloveno. E questo è molto importante, è un'esperienza che tutti noi dobbiamo fare e vale per tutte le lingue che stiamo in qualche maniera studiando. Cioè se io adesso mi metto a studiare il francese, ad un certo punto devo pensare di farmi 2 settimane di vacanza in Francia, non con un gruppo di italiani o con un gruppo di sloveni, perché poi con questi parlerò italiano o sloveno, ma in un posto dove presumibilmente nessuno saprà parlare italiano o sloveno. Questa è una cosa molto importante da garantire ai bambini. Ripeto, non parliamo dei bambini che frequentano l'asilo, quindi dai 3 ai 5 anni, nemmeno i bambini forse delle prime classi delle elementari, ma poi è un ragionamento che sicuramente andrebbe fatto proprio per l'estate. Grazie, abbiamo ancora le ultime domande, visto che siamo in chiusura. Qual è secondo voi il percorso ottimale per un bambino o ragazzo figlio di genitori italiani che frequenta le scuole slovene, ovvero un percorso completo fino alla secondaria di secondo grado oppure fino al termine della secondaria di primo grado? Cosa comporta, ad esempio, il cambiamento di scuola, passare dalla scuola slovena a quella italiana, da, ad esempio, la vecchia terza media alla prima superiore? Forse c'è Susanna Pertot che ci può rispondere. Sì. Beh, sicuramente per apprendere la lingua in modo tale da potersi esprimere anche a un livello più alto, che non sia quello quotidiano o quello appunto elementare, e sicuramente bisogna frequentare la scuola anche di secondo grado, anche le superiori, per usare appunto questo termine un po' arcaico ormai, no? E poi per poter poi appunto poter anche studiare in sloveno all'università, ad esempio, che non significa per forza scegliere un'università in lingua slovena, ma essere in grado comunque di leggere e di studiare e anche di conversare su argomenti che non sono
proprio quelli del quotidiano. Poi c'era che cosa comporta il passaggio, no? Ecco. Che cosa comporta il passaggio, in che senso? Forse la domanda riguarda forse una frequenza di una scuola e per poi passare a un'altra, cioè riguarda la conoscenza del lessico, forse, non lo so, ecco. Sicuramente sì, può anche succedere che certi ambiti disciplinari siano più, diciamo così, frequentati dal bambino, dal ragazzo in lingua slovena, forse non conosce tutti i termini, anche i corrispettivi in italiano, come è successo anche, non so, a noi quando ci siamo iscritti all'università, ma però questa differenza viene colmata ben presto. Si impara, se qualche termine non è così a portata di mano, lo si impara poi subito. Come, non so, per quei bambini o piuttosto ragazzi che passano a un'università in una lingua straniera, o quelli che anche alle superiori vanno per un anno a studiare all'estero. Ecco, non c'è alcuna difficoltà. Si impara ben presto. Grazie. Veniamo alla penultima, direi, domanda riguardo appunto a un bambino che frequenta la scuola primaria e i familiari dicono qui: se il bimbo proprio non capisce se non alcune singole parole, come facciamo? Ovvero anche i compiti nel weekend traduciamo con Google Translate oppure chiediamo ad amici sloveni, che non si può tanto andare a trovare visti i tempi che corrono. Come facciamo? Si parla di quindi classe seconda di scuola primaria, di alunni che non hanno frequentato l'asilo, la scuola d'infanzia con lingua di insegnamento slovena. Ma io qui credo che bisognerebbe parlare con le insegnanti, no? Perché insomma le insegnanti dovrebbero dar loro delle indicazioni se ce n'è bisogno, ma qua torna al discorso di prima. Se l'insegnante, cioè i compiti che vengono assegnati per casa sono tali che di solito il bambino è o dovrebbe essere in grado di svolgerli da solo. Non sta al genitore svolgere i compiti invece del bambino, no? Il genitore deve supportare il bambino. Se però ci sono altri problemi, bisogna confrontarsi e chiedere delle indicazioni agli insegnanti, perché non c'è qua una risposta per tutti, no? Univoca, perché appunto i casi possono essere diversi. Alle volte il bambino potrebbe anche aver bisogno del supporto di una persona adulta, ma però questi dovrebbero essere dei casi limite. Cioè, suggerisco di parlare con l'insegnante. Matejka, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa su questo. Sono assolutamente d'accordo, e se posso qui, come dire, fare un inciso su questo: se volete veramente aiutare i vostri figli, ma questo a prescindere dalla scuola slovena, italiana, inglese, quella che volete, non aiutateli nei compiti. Lasciate che facciano i compiti da soli, perché i danni che si fanno aiutando i figli nei compiti sono danni che poi resteranno per tutta la vita. Cioè il bambino potrà anche imparare 20 lingue, ma resterà un bambino da un certo punto di vista per tutta la vita. E io vi assicuro che all'università, sia io e la collega Pertot probabilmente sarà d'accordo con me, vediamo a chilometri di distanza chi sono gli studenti che sono stati aiutati nei compiti e chi invece si è arrangiato da solo, magari avendo dei voti più bassi, ma impara poi ad arrangiarsi anche nella vita. Chi invece viene aiutato nei compiti si porta dietro questo bagaglio difficilissimo, che poi è appunto molto difficile da
superare una volta raggiunta l'età in cui uno alla fin fine deve in qualche maniera per forza superarlo. Quindi la mia indicazione di massima è: non aiutate i vostri figli nei compiti, se non ovviamente dando loro un supporto, come diceva prima la collega, un supporto morale di presenza, ecco, chiamiamolo così. Lo sento. Pardon, adesso ci sono. Avevo una visita così non annunciata. Una mamma ci chiede: in preparazione alla prima classe della primaria, come potrebbe essere utile preparare un bimbo che non conosce lo sloveno? Nel senso, quali strumenti potrà fornire magari al bambino, ma anche alla famiglia, se sono in procinto di iscriversi, diciamo, alla scuola primaria con lingua di insegnamento slovena, pur non avendo frequentato la scuola dell'infanzia slovena? Qua sarebbe sicuramente importante che il bambino venga esposto alla lingua slovena, perlomeno esposto alla lingua slovena, affinché possa anche interiorizzare che è una lingua che esiste, oltre alla lingua che parla in casa, anche un'altra lingua. Forse anche facendoli frequentare o incontrare bambini che parlano lo sloveno, seguendo forse anche dei cartoni animati in sloveno, cioè dandoli così, cercare di rendere il bambino curioso, di sviluppare la sua curiosità per questa lingua nuova. Grazie, direi che abbiamo un'ultimissima domanda in coda per Matejka. Diciamo, mio figlio, abbiamo un papà il cui figlio frequenta la terza classe della scuola primaria, frequenta dopo scuola sloveno, capisce lo sloveno, ma parla e risponde alle maestre in italiano. Noi a casa parliamo soltanto in italiano e sembra un rifiuto da parte sua, però nota con piacere che il bambino frequenta volentieri la scuola. Io qui mi ricollegherei semplicemente a quello che prima ha detto la mia collega, che è più esperta di me sicuramente in queste situazioni. Andrebbero queste situazioni valutate caso per caso, individualmente, perché è difficile adesso, non conoscendo il bambino, non conoscendo la famiglia, non conoscendo la scuola, dare una risposta che può essere univoca per tutti. Sicuramente il consiglio che abbiamo sentito prima della collega Susanna vale anche in questo caso: parlare con gli insegnanti, vedere quali possono essere le problematiche individuali eventualmente da chiarire appunto con insegnanti, con anche gli insegnanti del doposcuola, delle altre attività, eccetera, eccetera. Quindi credo che sia una cosa, poi forse Susanna avrai altre indicazioni. No, concordo, è difficile dire alcunché se non si conosce il caso, no? Diciamo così, perché le ragioni ci possono essere varie ragioni per una situazione del genere, no? Dovute magari a dinamiche familiari, non si sa, cioè, ma o anche a dinamiche scolastiche o del doposcuola, cioè bisogna un po', è difficile dare non si possono dare delle indicazioni, insomma, su questo. Bisognerebbe conoscere il caso, ripeto. Bene, grazie. E a questo punto, vista l'ora, diciamo, avendo esaurito le domande del pubblico, il nostro incontro volge al termine. Nel ringraziare le dottoresse Bertot e Gergic per i loro contributi, gli enti che hanno organizzato l'evento odierno e ultimo, ma non meno importante, diciamo last but not least, il gentile pubblico per la partecipazione molto attiva, devo dire. Daniele, scusami, mi permetti un brevissimo intervento conclusivo? C'è Devan, però.
No, solo per ringraziare naturalmente i tre relatori per questo dibattito molto interessante, costruttivo e naturalmente anche esaustivo. Io vorrei anche scusarmi con tutti i partecipanti che non sono riusciti a collegarsi fin dal principio, in quanto abbiamo raggiunto il numero massimo delle adesioni possibili. In virtù di questo fatto, ma anche in virtù dello scarso tempo a disposizione in relazione alla complessità del tema e alle molte domande che sono state affrontate, ma che poi sarebbero eventualmente affrontate ulteriormente se ci fosse stato, sarebbe probabilmente auspicabile procedere a un ulteriore incontro da realizzarsi con le stesse modalità. Diciamo che valuteremo questa eventualità e vi faremo sapere, no, nel caso. Se siete interessati, nel caso siate interessati, vi chiediamo comunque di lasciare il vostro recapito mail all'indirizzo info@slory.org, così vi faremo sapere per tempo. Grazie ancora a tutti per essere intervenuti e ridò la parola a Daniele per le sue conclusioni. Sì, sto concludendo anch'io e ringrazio il direttore Devan Jagodic per le sue parole di chiusura. Appunto, noi abbiamo cercato di ringraziare tutti i presenti, gli enti organizzatori, il pubblico, appunto molto importante, e in questo nostro incontro appunto speriamo di avervi offerto una panoramica quanto più ampia possibile sugli aspetti riguardanti l'apprendimento dello sloveno dalla prima infanzia all'adolescenza nel Friuli Venezia Giulia. Come aneddoto finale mi sembra che possa calzare a pennello con lo spirito del nostro incontro il proverbio sloveno che forse alcuni di voi conosceranno, che dice "Već jezikov znaš, već veljaš", che vuol dire più lingue sai, più vali. Personalmente credo che tali parole possano contribuire all'affermazione di quella motivazione positiva e a incentivare la consapevolezza dei parlanti nei confronti di questa dimensione plurilingue e pluriculturale di cui abbiamo sentito parlare oggi in precedenza. Quindi grazie a tutti, hvala, na svidenje, arrivederci. Na svidenje, hvala. Na svidenje. Na svidenje, arrivederci.